Giancarlo Galan trasloca. Riempiti gli scatoloni, con distinte molto precise sui contenuti, lui stesso, scortato dal cane di casa, ha aiutato gli operai a caricarli sui furgoni che li hanno portati nella nuova residenza di Rovolon. L'ex ministro e governatore del Veneto, l'uomo che ha condizionato la politica veneta e non solo, per un giorno operaio per dire addio a Villa Rodella e trasferirsi in una casa normale, sempre sui Colli Euganei. La grandiosa abitazione di Cinto Euganeo è stata il Buon Ritiro fino a quando è diventata la casa dei domiciliari, nella complessa vicenda giudiziaria che ha fatto precipitare Galan dall'Olimpo della politica alla gogna mediatica. Un errore, lo ammette. Questa casa l'ho comprata perché era vicina dove abitava mia moglie, perché costano poco queste case, perché non le vuole nessuno, come è evidente a tutti. Insomma, ha esagerato con il lusso, troppo bella, troppo appariscente Villa Rodella. Dovevo prendere far costruire sottoterra una cosa di estremo lusso che però nessuno vedeva. No, io invece ho una colpa, quella di essere trasparente. Acquistata nel 2005, la villa sarebbe stata ristrutturata, secondo le accuse dei PM, proprio grazie ai favori dell'impresa guidata da Pier Giorgio Baita. Il patteggiamento di 2 anni e 10 mesi prevedeva l'accordo con la procura per una confisca di 2.600.000 euro. Galan aveva 90 giorni di tempo per trovare il denaro da versare nelle casse dello Stato, altrimenti avrebbe perso ciò che era già sotto sequestro, Villa Rodella, e queste sono le sequenze delle ultime ore di permanenza nella residenza nobile, fra la curiosità dei cronisti e dei pochi passanti, incuriositi e polemici. Il trasloco è finito.